Amiche ed amici di Verde a Nord-Est, siamo a Palazzo Corner a Venezia per il roadshow sulla legalità, promosso da Coldiretti. Oggi ci sarà la firma del primo protocollo d'intesa in Italia per la legalità sul settore agroalimentare. Andiamo a scoprire assieme di che cosa si tratta. Oggi è anche un'occasione importante perché condividendo questo momento con la Prefettura di Venezia e con la Regione Veneto abbiamo pensato di realizzare questo protocollo che ha lo scopo proprio di informare e di cercare di contrastare quelle attività che sono ritenute oggi, anche grazie alla norma nazionale che è stata varata a dicembre 2021, proprio contro le pratiche sleali all'interno della filiera agroalimentare. Noi sappiamo che le aziende agricole sono quelle che sono più penalizzate proprio perché sono l'anello debole della catena. Ci sono una serie di azioni che il governo ha individuato come pratiche sleali e contro quelle noi oggi abbiamo degli strumenti importanti, quindi essere al fianco delle aziende è fondamentale e avere due istituzioni come la Prefettura e la Regione Veneto a fianco a Coldiretti che si occuperanno di questo per noi è veramente significativo. È un progetto che ha visto il sistema camerale impegnato in tutte le sue camere di commercio, che dura già da parecchio tempo, e quindi consolidare il presidio del territorio tra le istituzioni e le associazioni di categoria è a tutela delle nostre imprese e del consumatore. Questa è la strada da percorrere ed è la barra da tenere, perché i tempi sono difficili e avremo avanti ancora molto probabilmente situazioni particolari, e allora è bene presidiarlo. Sì, è una giornata importante questa che celebriamo qui in Prefettura non a caso, perché parliamo di illegalità nel mondo dell'agroalimentare e quindi era giusto che questa fosse la sede per la firma di questo protocollo, che è un protocollo importantissimo perché vede tutta la filiera produttiva agroalimentare in una posizione da molti anni di inferiorità rispetto alla grande distribuzione, rispetto agli acquirenti. Questo protocollo serve a rimettere in equilibrio le posizioni tra chi produce e chi acquista. Perfetto. Sottolineiamo l'importanza di questo progetto, che è un progetto che si incardina tra i vari progetti sostenuti dalla Regione Veneto con la propria legge 48 del 2012 per la prevenzione e il contrasto alle mafie e al crimine organizzato, con cui cerchiamo di diffondere soprattutto una cultura delle legalità e delle buone pratiche in tutti i settori della nostra comunità, del nostro vivere civile. Parlare di ciò che arriva sulle nostre tavole, quindi del carattere di legalità che vi deve essere nella filiera agroalimentare, soprattutto nel mondo del lavoro legato anche all'agricoltura, e naturalmente di quelle che possono essere pratiche sleali e scorrette sui prodotti alimentari, è di fondamentale importanza perché riguarda la vita di tutti i cittadini. Quindi un progetto che è utile da un punto di vista della cultura della legalità, del corretto rispetto di tutte le leggi e le regole, ma soprattutto anche della tutela dei consumatori. Aria, territorio, cibo sono beni comuni, ne va della qualità della nostra vita, quindi devono essere difesi contrastando in ogni modo i nemici di questi beni comuni, le agromafie in modo particolarissimo. Per quanto riguarda i reati in materia agroalimentare, tutti coloro che sono preoccupati della salute dei cittadini e della regolarità del sistema economico chiedono da tempo nuove norme, perché quelle attuali sono vecchie, risalgono al tempo in cui il problema dei problemi era l'oste che metteva un po' di acqua nel vino. Oggi il mondo è cambiato, le contraffazioni sono sempre più sofisticate, il commercio è globalizzato e via seguitando, e noi invece siamo sempre fermi a quei tempi e così la battaglia è persa. Le agromafie possono avere più spazi e gli spazi in più non hanno bisogno, soprattutto dopo il Covid e ora con la guerra, nel momento in cui con il loro DNA di sciacalli e avvoltoi sanno sfruttare le sofferenze, i problemi altrui per crearsi nuove opportunità di guadagno.
Ecco la necessità assoluta di una legge, finalmente. Purtroppo questa legislatura sta finendo e la speranza di averla in questa legislatura, la nuova legge, sta sfumando. Ecco. Però un motivo in più per ricordarlo, un motivo in più perché ci sia una mobilitazione da parte dei cittadini, perché non è interesse di questo o di quello, non è interesse di Coldiretti, non è interesse dell'osservatore sull'agromafia, è interesse dei cittadini e degli operatori onesti avere qualcosa che li tuteli meglio. Io mi sono permesso di chiudere il mio intervento ricordando anche una frase celeberrima di Giovanni Falcone, il quale, parlando di mafia e di uno strumento fondamentale di lotta contro la mafia, che è l'articolo 416 bis, tutti sanno l'articolo che punisce la mafia in quanto associazione a prescindere da specifici delitti, ebbe a dire, con la sua saggezza, che senza 416 bis, senza questa norma, pretendere di fermare la mafia sarebbe come illudersi di poter fermare un carro armato con una cerbottana. Il carro armato con una cerbottana non si ferma. Parafrasando Falcone, le agromafie, che sono un carro armato, un nemico a livello carro armato per quanto riguarda la regolarità della nostra economia di settore e per quanto riguarda la sicurezza della nostra salute, per fermare questo carro armato non abbiamo neanche una cerbottana. La mancanza, i vuoti legislativi sono ancor meno di una cerbottana. Cerchiamo di riempirli questi vuoti legislativi per difendere i beni comuni, per difendere il patrimonio agroalimentare italiano, che è una delle maggiori ricchezze del nostro paese, ecco, che dà col traino del Made in Italy un qualche cosa che non possiamo permetterci di non tutelare nel modo più totale e più assoluto. La rete è necessaria perché oggi i fenomeni non sono mai fenomeni isolati, ma sono fenomeni sistemici che si intrecciano tra di loro. In un'economia e in una filiera complessa come quella agroalimentare occorre tener conto di tutta la filiera e di tutti quelli che possono essere i protagonisti. Per cui, poiché i protagonisti sono molteplici e le condizioni e le circostanze sono molteplici, occorre necessariamente un approccio sistemico che tenga conto di tutte le possibili variabili, di quelle ovviamente di cui è possibile tenere conto. Solo in questo modo è possibile intercettare certi fenomeni, altrimenti si rischia di tappare un forellino ma di lasciare aperta una voragine. Voi lavorate molto in un'ottica predittiva. Sì, certamente, è la nuova frontiera dell'investigazione, non basta più la prevenzione, ma occorre cercare di prevedere i fenomeni sulla base di sintomatologie che molte volte sono sotto i nostri occhi ma di cui non ce ne accorgiamo, quindi si tratta di mettere a sistema queste sintomatologie. È un po' quando abbiamo un colpo di tosse e non sappiamo se è Covid, se è influenza o se è un altro accidente. Ecco, bisogna saper cogliere le sintomatologie, interpretarle e cercare di intervenire il prima possibile, perché altrimenti quando si interviene è troppo tardi. Grazie comandante.